Saluto soltanto Sergo che è arrivato, Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle a raggiungerci in studio. Buongiorno. Buongiorno. Buon inizio settimana anche a lei, come mi ha salutato poc'anzi Nino Orlandi. Andiamo ad ascoltare adesso le parole appunto del dipendente di Starbucks che ci racconta che cosa è accaduto in via Roma dopo che ce l'aveva appena spiegato anche il nostro Stefano Giovanpietro nell'episodio di sabato sera. Vediamo. Allora, sabato sera c'è stato questo episodio rilevato dai carabinieri, insomma qualcosa si muoveva, si era mosso. Allora, sabato pomeriggio c'era qualcosa che si sentiva, perché comunque c'era un grosso passaggio di forze dell'ordine, quindi come se stessero appunto cercando o controllando qualcosa. Poi però qua davanti almeno non è successo nulla, fino a che noi eravamo aperti, poi non lo so. C'era questo ragazzo con la maglia del Milan, forse? C'era questo ragazzo nordafricano che alle 3 del pomeriggio era completamente ubriaco e fatto, che dava fastidio sia ai passanti che un po' a tutti, insomma. Come prendete il fatto, al di là di questa zona precisa, che c'è sempre un po' di, non dico pericolo, ma situazioni non piacevoli? Allora, posso dirti che comunque in realtà ultimamente è molto calmierata la situazione. C'è un grosso passaggio sia di forze dell'ordine che dei militari, che sono un buon deterrente. C'è un cambiamento, però il problema è che potrebbe succedere qualsiasi cosa in qualsiasi momento, a qualsiasi ora del giorno. Questo è il problema. Voi tra attività vi state dando una mano insomma anche un po' a fare da presidio, a controllare, però ci sono ancora delle zone più pericolose. Sì, io sono dipendente, quindi faccio il mio quando sono al lavoro con le possibilità che ho da fare. È logico che ognuno ha il proprio orticello che cerca di mantenere pulito, però non è sempre facile. Non è sempre facile perché la possibilità di chiamare la polizia o altro potrebbe essere sempre nell'ordine del giorno, quello assolutamente. Grazie anche a voi. Queste insomma le parole del lavoratore che ci ha raccontato, ahimè, quello che è accaduto, ma la cosa positiva, lui dice, comunque io sono qua tutti i giorni e sto vedendo nell'ultimo periodo un miglioramento della zona di via Roma. Partiamo da questo punto perché poi ci colleghiamo anche alle parole che abbiamo sentito poc'anzi dell'assessore regionale Roberti, che dice il tema dei Maranza e delle bande è un tema ormai troppo importante per non prestarci attenzione. Stiamo preparando proprio una legge nazionale. Lì ovviamente il riferimento era alle bande che seminano un po' di panico e terrore a Pordenone. Quello dell'episodio di Udine è un singolo cittadino che ha dato un po' di matto, non si tratta di banda di Maranza. Però nell'argomento sicurezza è chiaro che possiamo mettere nel calderone tutti questi due filoni, tutti questi due discorsi, partendo proprio dall'episodio di questa persona un po' alterata sabato sera. Chi vuole partire? Sergo Orlandi. Orlandi, prego, le cede la parola, Sergo. Prima arriva. La cosa non è che stupisca molto, visto che si sono chiusi per anni gli occhi su quella che era la situazione via Roma, nel Borgo Stazione. È impossibile vedere se non si vuol vedere, se si tengono gli occhi chiusi. Il fatto che questo giovane nordafricano abbia colpito con delle gomitate il carabiniere, che abbia resistito, che abbia fatto resistenza alla forza pubblica, e che prima abbia tirato bottiglie di vetro sulle autovetture in sosta, non è qualcosa che ci stupisce. Quello che ci stupisce è che finora si è fatto finta che si trattasse di episodi come se il sommarsi di decine, centinaia, migliaia di episodi come questo
non ci faccia ritenere che in realtà sì, a Udine la situazione è relativamente meno grave. Sappiamo peraltro che ci sono stati liti fra bande di afghani e pakistani, se ricordo bene, in Piazza Libertà circa un anno fa, che in Piazza San Giacomo avvengono frequentemente episodi di violenza, di minacce, quant'altro, e che i protagonisti non sono cittadini italiani, o comunque non sono cittadini italiani di terza, quarta o quinta generazione, insomma, sono nuovi cittadini o spesso, molto più spesso, irregolari. Io penso che quello che, al di là dell'episodio singolo, che per l'amor di Dio lo porteranno davanti al giudice, l'avvocato di turno chiederà termine a difesa, il processo verrà rinviato a settembre e nel frattempo verrà o rimesso in libertà o al massimo, se gli va male, ai domiciliari, con quel che ne consegue, no? Quindi non è che succederà, come pensa qualcuno, che questo signore venga condannato e trattenuto in carcere almeno per qualche mese. Non avverrà perché così è. Quello che invece preoccupa la gente quando sente questi episodi non è per le bottiglie o le autovetture che sono state danneggiate, è perché con quello che è avvenuto 2 o 3 giorni fa a Ceuta è stato come quel signore che finge di ignorare per anni dei sintomi che lo preoccupavano, ma fa finta di non accorgersi. In Ceuta, come dire, abbiamo visto la demografia e i raggi X di quella che è la situazione, al di là delle piccole. Allora, Sergio, chiedo anche a lei un commento, mi lasci fuori Ceuta un attimo perché poi vi voglio chiedere, spostandomi anche su quell'argomento lì che Nino Orlandi mi ha letto nel pensiero e l'ha già tirato fuori, ma era un argomento che avrei toccato tra poco. Rimaniamo intanto su queste 2 tematiche qua. Sul problema della sicurezza in città, perché poi sempre di questo parliamo. Intanto prendiamo atto che qualcosa sta migliorando. Quando lo dice il questore sembra sempre che siano dati a caso e qualcuno dice ma perché c'è gente che non denuncia più i furti, le rapine. Se lo dicono i diretti interessati magari qualcosa di vero effettivamente c'è, ma questo è normale nel momento in cui si migliora la presenza delle forze dell'ordine sul territorio, che è l'unico deterrente al momento che possiamo conoscere, perché poi, come diceva giustamente anche poco fa Orlandi, il problema della pena è un altro discorso su cui ci si dovrebbe interrogare, ma come sappiamo in un Friuli Venezia Giulia che ha 480 posti disponibili in carcere e 720 detenuti già in atto in restrizione, è difficile poi chiedere sempre carcere. Evidentemente dobbiamo trovare alternative, perché pene più sicure, allontanamenti, si parlava l'ultima volta che eravamo in trasmissione di Daspo urbano in certi casi, poi abbiamo visto che è competenza del questore anche in quel caso, il questore compete sempre al governo nazionale, quindi ci sono le possibilità per poter fare migliorare quella che è la percezione, no? Che si dice sempre della sicurezza dei cittadini e ovviamente dare la possibilità a chi fa un lavoro onesto tutti i giorni di poterlo fare in totale tranquillità sia per se stesso sia per i suoi clienti ma anche ovviamente per i suoi dipendenti. Spesso e volentieri vittime di questi atti possono essere anche persone che poi lavorano all'interno di negozi, bar e ristoranti. Quello che a me piace sempre ricordare è che 2 giorni fa a Trieste c'è stata una rissa con 20 persone che si sono bastonate in via Rismondo in pieno centro. Ieri al Pedocin di Trieste, la spiaggia ovviamente cittadina, c'è stata una rissa tra 2 persone straniere anche in quel caso, però dell'est, forse meno preoccupante la questione perché non venendo da Ceuta non interessava molto chi di dovere. Allora, Trieste è una città che è governata da 10 anni ormai dal centrodestra,
in una regione che è governata da 8-9 anni dal centrodestra, in uno Stato che vede al governo la Lega Nord dal 2021. Ecco, basta che, detto questo, si metta un bel punto e dire la responsabilità non può più essere di quelli di prima. I Maranza, che si nominano spesso, quando Deborah Serracchiani ha finito nel 2018, no, il suo mandato come governatore, avevano 8 anni, perché stiamo parlando di 9 anni fa ormai. 8-9 anni fa. Cioè, non è possibile sentire sempre dire questo l'hanno voluto quelli, l'ha voluto la sinistra, l'ha voluto la destra. La situazione è questa. Evidentemente o non si è in grado di farne fronte e quindi bisogna prendere le giuste contromisure e sarebbe il caso che si prendessero, sono 5 anni che aspettiamo, che c'è al governo qualcuno che è stato eletto per questo, perché ovviamente sono stati eletti per questo, noi aspettiamo. Solo che i cittadini quanto possono aspettare? Quant'è il tempo di vedere attuate quelle che erano le promesse di un governo nazionale senza fare le solite polemiche? Perché se io nomino le accise, loro nominano i banchi a rotelle, il super bonus e quant'altro. Ormai vi conosciamo, solo che non avete scuse, almeno su questo tema. E quindi l'importante ovviamente è far sì che ci sia sicurezza nelle nostre città, ci siano forze dell'ordine, ci siano quelle assunzioni che sono state promesse, perché il fabbisogno lo sappiamo, i sindacati di polizia li denunciano da anni e quindi dobbiamo andare ovviamente in quella direzione, se vogliamo risolvere il problema. Se non lo vogliamo risolvere il problema, perché una volta risolto il problema, migrazione e sicurezza, in questo Stato sparirebbero 3 partiti, perché non saprebbero più di che altro parlare, allora è chiaro che il problema non si può risolvere. Orlandi. Ormai sono diventati 3, prima erano 2, adesso c'è anche il terzo. Mi scusi, dottor Sergo, io ho preso atto del fatto che lei ha detto che al governo, in regione e in comune al potere, possibilità di agire, di intervenire, c'è il centrodestra. A me però non risulta che il centrodestra abbia in mano né la ANM né il CSM né la possibilità di orientare la politica giudiziaria. Allora anche lei sa benissimo che ogni volta che un carabiniere insegue uno che ogni volta che blocca qualcuno e che questo si fa male, o che blocca qualcuno che muore a causa di perché effetti di stupefacenti e si incrimina regolarmente il poliziotto. E ora è chiaro che c'è un depotenziamento, no? Se pensa che dei 4 arrestati su qualche centinaio di identificati, se non qualche migliaio in Val di Susa, dei 4 arrestati 2 sono stati immediatamente liberati, su 4 arrestati su centinaia di identificati. Allora lei capisce che un conto è avere a disposizione le armi, diciamo, delle questure, delle prefetture e quant'altro, e un conto è poi chi deve applicare nel concreto la legge, che sembra, veda il caso Albania, dove guarda caso tutti quelli ricorsi contro i trasferimenti in Albania venivano tutti affidati a una giudicessa, sempre la stessa, prima in monocratico e poi in collegiale, di magistratura democratica. Sa quanto ai monopattini, ai banchi a rotelle, al super bonus, gliel'ho servita. Vorrei ricordarlo agli italiani, se lo ricordano tutti, quello che ha fatto il Movimento 5. Diciamo che siete sepolti sotto questa valanga di ricordi orribili, spaventosi, e non credo sia necessario nemmeno più ricordarli. Ecco. Infatti siete passati dal 30% di qualche anno fa a una percentuale del 10% e che pare che per fortuna, insomma, gli italiani cominciano a capire sempre più che il Movimento 5 Stelle non è una forza politica affidabile, insomma, è abbastanza rasserenante e rassicurante.
Sì, Servo, vabbè. ha detto gliel'ho servita. Sì, ma intanto sa parlare solo di quello, ma però non ricorda che c'è un altro partito che parla solo di sicurezza e che aveva il 40% della fiducia degli italiani e oggi c'è il 5%, quindi noi siamo ancora al doppio. Si figuri se noi siamo sepolti, quel partito lì cosa dovrebbe essere? Eppure è il governo ed è anche rappresentante maggiore e vice presidente del Consiglio dei Ministri, quindi... tanto come detto è inutile andare avanti su questo, parliamo delle cose concrete e posso anche condividere il discorso della pena, no? Perché l'ho fatto io, l'ho detto io prima che tante volte è anche frustrante per per le nostre forze dell'ordine prendere qualcuno e vederlo libero dopo pochissime ore, no, circolare per la città, però io credo sempre che forze dell'ordine, magistratura, questori e quant'altro rispondono alle leggi di uno Stato. Non posso credere che ci siano altre cose che regolano la vita civile di un paese. E se rispondono alle leggi dello Stato e se le leggi dello Stato non funzionano e se sono 5 anni che qualcuno dovrebbe essere accorto che le cose non funzionano, ha avuto tutto il tempo per modificarlo e se non ce la fa vuol dire che è incapace e che deve andare a casa. Ed è il motivo per cui giustamente ci sono partiti che dal 40% finiscono poi al 5%. E gli altri che stanno salendo dall'1% all'8%, quando andranno al governo e faranno le stesse cose che sta facendo questo governo, perché come detto prima non c'è interesse a risolvere il problema, ma c'è sempre il problema di trovare lo scaricabarile, perché lo scaricabarile, no, una volta è il sindaco di sinistra, poi quando si accorgono che problemi ci sono a Pordenone e a Trieste, allora non può essere il problema del sindaco, perché sennò la competenza ovviamente sulla sicurezza non può averla il sindaco, perché l'avrebbe a Pordenone, a Trieste, a Gorizia e anche a Udine. E quindi si cambia, allora si dà la colpa ai magistrati, poi ci si accorgerà che ci sono magistrati anche di destra, come ci sono, visto che volevano intervenire sulle correnti, però quelli stranamente non gli viene mai dato nulla da decidere, decidono sempre gli altri, saranno sempre in ferie, non lo so. E quindi è chiaro che siete poco credibili e io posso capire tutto, però insomma se volete andare avanti così fate pure che ce ne accorgeremo nel 2027, non c'è problema. Chiuda Orlandi, chiuda Orlandi che poi cambia argomento al volo, prego. No, volevo dire niente di che, insomma se ne accorgeranno sì, perché sa, il problema fanno, ma poi c'è chi le applica al caso concreto. Faccio un esempio, se io inseguo uno che fugge, praticamente lo urto o gli vado troppo vicino e lui cade e si ammassa, allora in qualunque europeo occidentale il poliziotto non avrebbe bisogno di nominarsi un avvocato. In Italia sì, perché si è creato un clima infame contro le forze dell'ordine. Il giorno dopo che è morto un drogato nordafricano per complicazioni derivate dalla sua assunzione di cocaina, mentre stava per essere arrestato o dopo essere arrestato da questi poliziotti, il giorno dopo il sindaco di Bologna ha organizzato una manifestazione per la verità e la giustizia, come se ci fosse bisogno del dottor Lepore per fare verità e giustizia, e come se il dottor Lepore avesse fatto l'autopsia sul cadavere di quel fakir nella sede del Partito Democratico di Bologna. Cioè siamo fuori completamente, un clima infame contro carabinieri, poliziotti e tutte le forze dell'ordine. Appena si muove, ci sono dei poliziotti che conosco che mi dicono che ci vanno, ma si pensi che quello che era stato Fakir si era comprato la telecamera che si era messo, non so se sul fronte per riprendere quello che stava facendo, a sue spese se l'è comprata, perché voleva dimostrare, in caso ci fosse stato qualche episodio grave e qualche problema, di dimostrare cosa aveva fatto, come aveva operato, come si era comportato. Si premuniva di una difesa sapendo che comunque sarebbe stato accusato. Questo non è più tollerabile, e la gente infatti non lo tollera più. Allora, io vi chiedo una cosa prima di andare in pubblicità. Provate a spiegarmi, perché io onestamente non l'ho capito fino in fondo,
La crisi di Ceuta, no? Quell'enclave spagnola in territorio africano, in territorio marocchino, con l'assalto di migliaia di migranti che hanno cercato di arrivare proprio a Ceuta. Io vi chiedo, come mai è esploso ieri, 2 giorni fa, questo tema? Perché uno che magari non è così focalizzato, forse Ceuta non l'aveva neanche mai sentita nominare o qualcosa del genere, adesso invece è sulla bocca di tutti, ma soprattutto vi chiedo, adesso senza dover fare solo slogan politici, proprio di spiegarci, a chi magari come qualcuno che ci ascolta potrebbe anche essere soltanto curioso di capire come il problema Ceuta può in questo momento minacciare l'Italia, tant'è che è stato sospeso Schengen, di conseguenza con la Spagna c'è un po' di tensione dal punto di vista della libera circolazione per persone che arrivano dal territorio spagnolo. Parto con Sergio adesso. Come si collega con noi Italia, questa situazione di Ceuta? Allora, dovremmo prima spiegare effettivamente cosa è successo, perché è successo e cos'è, ma ammettiamo che effettivamente ci sia stata un ingresso di 70.000 clandestini che dall'oggi al domani si sono riuniti, tutti insieme hanno detto ma sì dai, c'è un confine, andiamo dall'altra parte. Allora innanzitutto chiariamo una cosa, Ceuta è su territorio del continente africano, okay. Quindi l'invasione c'è stata tra Africa e Africa. È chiaramente un'enclave della Spagna e quindi deve essere tutelata, diciamo, dalla Spagna stessa. Tant'è che sui numeri poi si lasciano, c'è chi dice 70.000, chi 50.000, questo diciamo, parliamo anche di 50.000 persone che sarebbero entrate in un giorno in questo territorio spagnolo sul continente africano. Di questi 45.000, se rimaniamo su quelle proporzioni, sono già tornati in Marocco. Quindi a differenza di quello che succede qui con i nostri confini, no? Quando ci sono anche dei ritrovamenti di minori o persone che vengono in Italia anche dalla rotta balcanica, dove noi li teniamo all'interno del nostro Stato, in quel caso lì sono già stati rimpatriati tutti quanti, anche perché sennò è talmente piccola la città di Ceuta che francamente avremmo avuto un'emergenza anche sanitaria, umanitaria di altro tipo. Quindi diciamo questo è un po' il quadro generale. È ovvio che di fronte a un superamento dei confini, diciamo, ci può essere un problema generico, tant'è che non è solo l'Italia che è intervenuta dicendo abbiamo un problema, ma la Spagna stessa lo sapeva, tant'è che si è premurata di riportare indietro queste persone. Sul perché abbiano deciso tutte nello stesso momento, potete pensarla come volete, ovviamente non lo sapremo tra virgolette mai. Diciamo che si sa benissimo che il governo spagnolo non è ben visto dalla NATO, dagli Stati Uniti, per come il presidente Sanchez ha voluto tenere testa a Trump in determinati momenti, cosa che non hanno fatto altri governi, per non dire quello italiano. E quindi qualcuno ovviamente ipotizza che sia tutta una messa in scena, ovviamente ben organizzata, per individuare queste persone e creare ad arte questa emergenza. Un altro aspetto che ovviamente non va sottovalutato è una sentenza della Corte Suprema spagnola che di fatto impedisce il respingimento delle persone, non quelle che entrano via terra, ma quelle che vanno via mare. Questo cosa ha implicato? Ha implicato che molte persone, anche dal Marocco, hanno visto questo come un'opportunità, cioè raggiungere Ceuta via mare, non poter essere respinti e quindi di fatto essere accolti dalla Spagna. Tant'è che poi questo era stato fatto per motivi umanitari, cioè impedire ovviamente che queste persone si ritrovassero poi in mezzo al mare senza poter né scendere né salire, come si dice. In realtà è stato tragico da un altro punto di vista, perché molte persone effettivamente hanno cercato di raggiungere Ceuta anche via mare e da lì sono nati 70 morti. Cioè ci sono stati 70 morti al momento, mi pare che queste siano le ultime cifre, e sono le persone che hanno già perso la vita, no? Sperando di poter raggiungere diciamo, l'Europa con questo espediente. Quindi se questa diciamo, sentenza può avere in qualche modo innescato un aumento delle partenze,
Può essere, però evidentemente non valeva Quando è per le arrivata la persone che sono... sentenza che di pochi giorni fa, che dice che non si può rimandare indietro chi arriva via Esatto. mare. Chi arriva via mare a nuoto, chiaramente, Certo. perché Non poi con lo c'è yacht. anche questo aspetto. Quindi su quelle che sono le implicazioni per l'Italia, cioè, voglio dire, lo possiamo vedere, noi abbiamo già il confine con la Slovenia, in cui è stato sospeso Schengen, dove viene pattugliato il nostro confine, ma dove anche settimana per settimana notiamo che ci sono poi dei ritrovamenti di clandestini già in territorio italiano, che quindi evidentemente sono passati per quel confine nonostante i controlli, perché lo diciamo sempre, controllare il confine solo, allora, o lo si fa bene o lo si fa solo per propaganda. In questo momento qui, anche qua, sono i sindacalisti dei poliziotti che dicono che quello è un confine colabrodo, perché ci si concentra sempre nei valichi principali, ma poi c'è tutta una serie di valichi secondari che andrebbero, se si volesse veramente fronteggiare il tema, andrebbero verificati, controllati, cosa che non viene fatto. Quindi è un discorso molto ampio. Poi, come detto, speriamo ovviamente che non ci siano ulteriori ripercussioni, però è il fatto che i confini dell'Europa devono essere difesi, come tutti i confini ovviamente di ogni Stato che vuole definirsi civile, è sacrosanto, e credo che su questo ovviamente anche la Spagna stia facendo il proprio dovere, e lo dimostra il numero di rimpatri che abbiamo avuto. Poi, se vuole, a Orlandi possiamo dare il numero di persone che sono entrate dal 2022 in poi, da quando c'è il governo Meloni, poi gli do anche quelli del governo Conte 1 e 2, perché noi, a differenza da altri, non eravamo solo impegnati a spendere miliardi del superbonus, ma facevamo anche le cose in maniera fattiva. E se volete ve li do i numeri, sono del Ministero degli Interni, quindi non è del blog del Movimento 5 Stelle. Che poi devo andare anche E possiamo citare anche quanti rimpatri ha fatto questo governo rispetto a quello precedente. Orlandi, a lei. Voi passerete alla storia per essere quello che ha compiuto l'infamia di chiedere di autorizzare il procedimento penale contro un ministro, Salvini, che aveva condiviso con voi tutte le scelte e che proprio cercava di bloccare questi ingressi. Quindi, prima cosa. Secondo, non vado a raccogliere la palla che lei ha gettato in tribuna con il complotto internazionale di Trump e della bieca reazione in agguato, né vado a curarmi adesso di raccogliere quattro segnalazioni al confine sloveno. Sa cosa le dico? Le dico che non si può dire che Ceuta è Africa, perché Ceuta fa parte della Spagna, della Repubblica Spagna, e quindi fa parte dell'Unione Europea. E quando abbiamo visto arrivare 60.000 persone in quel modo lì, abbiamo tutti capito che quella era una fotografia che arrivava dal futuro, dal nostro prossimo imminente futuro. Se un'Europa senza nervo, un'Europa che fa i discorsi di accoglienza per cercare, alcuni partiti, di raccattare i voti dei musulmani che vivono in Italia, ecco, se continuiamo con questo atteggiamento, diciamo così, cieco, che non tiene conto del fatto che questa gente non viene da noi per integrarsi, ma vorrebbe integrare noi nella loro cultura, allora io credo che non abbiamo capito quello che è successo a Ceuta. A Ceuta è stato lanciato un segnale, così come venne lanciato l'11 dicembre del 2001, quando iniziò l'attacco del mondo islamico contro l'Occidente. Ecco, a Ceuta c'è stato un attacco diretto, un'invasione diretta di un pezzo di Unione Europea. Poi Ceuta è Spagna dal 1450. Ceuta, così come un pezzo di Spagna, era musulmano fino al 1492 o 94. Il problema non è del fatto che questo territorio sia diciamo così, sulla crosta africana
o su quella europea. I rapporti, anche noi abbiamo un enclave o un exclave a campione d'Italia che è fuori dai confini italiani e dai Svizzera, ma nessuno si sogna di pensare che questo sia un comportamento colonialistico, no? È un fatto di storia. Da Ceuta, tra l'altro, nel 711, partì l'attacco di Tariq, che andò a conquistare l'Andalusia e che diede il nome anche a Gibilterra, che è Gebel el-Tariq, il ponte di Tariq, dove, diciamo così, si segnò l'ingresso dei musulmani in Spagna, che è durato 700 anni. Allora, non è una storia così vecchia, perché 1490 è ieri storicamente, non è preistoria. E se questi segnali non li avvertiamo, vuol dire che corriamo dietro alle sensazioni, agli umori del momento, del giorno, che facciamo propaganda o cerchiamo di evitare danni alla nostra tesi politiche, sfruttando, così come si fa con i morti, molto spesso quando si celebrano i morti, invece di celebrare i morti si cerca di difendere i vivi. Ecco. Okay. Ho finito. Ok, allora ci fermiamo un attimo, dobbiamo andare assolutamente in pubblicità, poi vi trattengo ancora se volete 5 minuti perché vi faccio vedere quello che avrà da mostrarci il nostro Severo Giovanpietro, che si è spostato ulteriormente a Cusignacco per un'altra tematica. Ci fermiamo un attimo, a tra poco. Eccoci qua, terza e ultima parte, ultimi minuti insieme. Andiamo da Stefano Giovanpietro a Cusignacco, dove c'è un raccoglitore di vestiti usati, una campana che è stata, diciamo così, vandalizzata. È corretto, Stefano? Buongiorno a te. Eh sì, Alessandro, abbiamo trovato il cassonetto, la campana gialla dei vestiti, degli indumenti, anche qui tramite segnalazione Facebook sul gruppo 6 di Cusignacco. Siamo arrivati prontamente qui nel centro sportivo Gigi Comuzzi, un bel centro sportivo che però insomma ecco, è deturpato nella sua immagine da questo ennesimo episodio di mancato ritiro degli indumenti. Però noi poi non puntiamo tanto il dito o la lente di ingrandimento sui vestiti, al di là che potremmo fare un discorso generale, insomma i vestiti andrebbero messi in sacchi, non buttati così alla rinfusa, ci sono insomma dei regolamenti da rispettare e qui non vengono rispettati, ma la cosa che purtroppo poi andiamo a denotare è che questa situazione di incuria porta immediatamente un degrado a livello anche di immondizia, anche di immondizia pericolosa, perché qui vediamo un collo di bottiglia rotto che può essere, cioè ci si può ferire, può essere un'arma, grazie a Giancarlo Celante che lo inquadra prontamente. Abbiamo lattine, abbiamo insomma pacchetti di sigarette, di gomme, bastoni, anche pezzi di puzzle o i chiodini del mastermind, quindi giochi da tavola che sono stati qui buttati. Sotto la siepe ci sono altri vestiti abbandonati e una situazione di incuria generale totale che è anche segnalata da una porta che è stata rotta. Dentro ci sono effettivamente gli unici sacchi chiusi, però qualcuno non ha voluto aspettare la raccolta di questi indumenti usati, ha cercato di forzare, ha spaccato tutto. Qui ovviamente non stiamo a mettere mano anche per le condizioni igieniche, però tirando si può aprire tutto ed è davvero un peccato madornale, è qualcosa che stona, perché siamo veramente all'interno di un bel centro sportivo. Lì ci sono a 10 metri, 20 metri giochi per i bambini, che sì, sono a distanza, di sicurezza ci mancherebbe altro, però come vedete ecco, anche stare in questa bella zona verde, bella zona di sport, proprio deturpata, il termine giusto è deturpata da questa brutta immagine. Tra l'altro non c'è solo il collo di bottiglia, ci sono tutti gli altri frantumi di vetro qui, decisamente pericolosi, soprattutto magari per l'estate, venendo qui, immaginiamo in ciabatte, in infradito, non è proprio il massimo. Questo è quello che vi documentiamo ancora una volta, purtroppo non soltanto Udine, come abbiamo visto alla parrocchia San Marco e altri posti, certo Cusignacco sempre Udine ovviamente, però è un problema
che si riaffaccia in maniera piuttosto costante e che una volta per tutte andrebbe affrontato. Studio, Alessandro. Grazie Stefano Giampietro. Se volete vi faccio concludere con un commento a testa. Parto di nuovo adesso da Nino Orlandi, a lei. Episodio di Cusignac. L'abbiamo persa all'inizio, non l'abbiamo sentita. Volevo dire, volete un commento su questo episodio Sì. di Cusignac? Esatto, per concludere, poi vi lascio andare a pranzo. Ma sa, che ci sia della maleducazione diffusa non solo fra gli emigranti ma anche fra i cittadini italiani è un dato abbastanza comune. Quello che dà fastidio in modo particolare è che si sia danneggiata un contenitore nel quale alcune persone depositavano degli abiti perché fossero possibilmente, probabilmente, auspicabilmente usati da altri che magari ne avevano bisogno. Questo dimostra una caduta non tanto di rispetto dei regolamenti, ma proprio una caduta di sensibilità e di civiltà che è l'aspetto più negativo dei tempi che stiamo vivendo. Poi ci sono sempre risposte generiche, ci sono promesse di risolvere i problemi che non trovano soluzione perché ci sono resistenze, e anche il Parlamento può fare quello che può, perché le leggi devono essere poi applicate, perché anche nel Parlamento non mancano in nessun partito, intendiamoci, i cretini. Churchill disse una volta a chi gli faceva notare che nel Parlamento di Sua Maestà Britannica sedevano anche dei cretini, rispose: beh, questa è la conferma che siamo una democrazia rappresentativa. E questa è purtroppo la tragica realtà. Insomma, i sistemi funzionano con le persone e non certamente con le leggi scritte, che in realtà sono dei fogli di carta su cui sono scritte alcune parole che poi devono tradursi in realtà, in comportamento. Grazie Sergo, per chiudere in un minuto. Ma è evidente che il problema c'è, perché se avete già segnalato voi in più angoli della città che avviene nello stesso modo, e non avviene solo in Friuli Venezia Giulia, non avviene solo nella città di Udine, perché poi è un problema generalizzato. Stavo controllando prima in velocità, Padova, Forlì hanno le stesse problematiche. Io credo che noi dobbiamo salvaguardare quello che è l'atto di beneficenza che fa anche una famiglia che vuole donare questi vestiti in buona fede, sperando che possano avere una seconda vita e essere d'aiuto a chi effettivamente ne ha bisogno, invece di tenerli in armadio o conferirli in discariche. Dobbiamo capire se questo sistema, che ha funzionato anche per anni, perché non è un qualcosa di nuovo, no? Non sono nuove queste campane gialle nelle nostre città, se è arrivato un momento in cui è insufficiente. Probabilmente anche diciamo il sistema messo in atto, e quindi bisogna mettere mano da questo punto di vista. Non credo e non vorrei sperare che non servano nuove leggi da fare in Parlamento, anche perché il Parlamento, quando non vuole, ci mette 8 anni per fare una legge, vedi fine vita, eccetera, eccetera. Quindi non è, la speranza non è che si arrivi in Parlamento, ci vogliono delle associazioni, come diciamo sono loro che poi gestiscono questo tipo di materiale di raccolta, che capiscono che qualcosa non funziona, perché lì ci possono, cioè questi casi qui ci possono essere in due fattispecie: o qualcuno rompe il cassonetto per cercare di andare a prendere e vedere cosa c'è dentro, o perché sono talmente pieni, poi la gente arriva, lascia lì il tutto. Infatti quando il corrispondente diceva sono i vestiti lasciati per terra, io non credo che la gente arrivi, butti i vestiti e se ne vada. Probabilmente sono stati aperti i cassonetti per vedere cosa c'era dentro, e ovviamente poi sono stati tirati fuori anche dei vestiti e tutto quello che si poteva trovare.
È anche vero che se siamo, diciamo, in queste condizioni, da una parte c'è una società che ha sempre più cose da buttare, quindi un consumismo, no, che ci ha portato ad avere sempre un qualcosa in più che adesso diciamo noi che non ci serve, e dall'altra ci sono sempre più persone che hanno bisogno anche di queste attività, per cui è ovvio che noi anche su quello, e su quello sì, il Parlamento potrebbe e dovrebbe fare la propria parte e dare una risposta a questo tipo di persone. Grazie ad entrambi per essere stati in nostra compagnia, grazie a Cristian Sergo.